Sì, buongiorno, sono Rondolin, Walter Rondolin, direttore della CIA per Veneto. Saluto il capogruppo che tra l'altro è Azzalì, con cui in commissione ci confrontiamo positivamente. L'approccio che porto anche i saluti del nostro presidente Forlani che oggi è in giunta a Roma. Io credo che, ringraziando anche per l'invito, che l'approccio giusto sia come dire, dare dei pareri, fare un intervento sintetico, però puntuale, come chiedeva appunto il consigliere Picozzo. Quello che da una prima lettura dell'articolato, delle proposte che come organizzazione ci serviamo anche nei prossimi giorni di produrre un documento più puntuale delle due o tre cose che puntualizzerò, è l'approccio, soprattutto nella premessa, l'approccio che questo progetto di legge ha rispetto al citato approccio dell'assessore, quindi della Giunta. È un approccio che noi riteniamo pragmaticamente propositivo e che segna per certi versi anche una discontinuità a nostro avviso, alcune, che poi brevemente dirò, alcune necessità di intervento dal nostro punto di vista, ma che ben interpreta, soprattutto, dicevo nelle premesse, la necessità di avere una visione complessiva, di gestione complessiva. Credo sia carente in alcune situazioni. Faccio una battuta subito sull'aspetto della programmazione del contenuto economico. Se si vuole risparmiare i soldi non si risparmiano certo facendo solo una riduzione a un unico dirigente. Per esempio l'assessore alla Giunta potrebbe intervenire su qualche dirigente di qualche ente della regione stessa, come Veneto Agricoltura, che tutto fa, basta che faccia anche Masterchef e fa tutto, insomma, quindi sia da un punto di vista di gestione ma anche da un punto di vista di classe dirigente, insomma, di dirigenti da sfoltire, ne ha anche Veneto Agricoltura, un abitante qui vicino al Piave. Ma al di là di questo, io credo che se nelle premesse è condivisibile per larga parte l'approccio, io credo vada rafforzata in un partito che come il PD, come è stato ricordato anche dal capogruppo, vuole avere un atteggiamento propositivo che tenga conto di tutto l'aspetto e quindi anche del mondo economico che vive dentro i parchi. Io credo che un approccio che tenga conto più della presenza agricola, dell'economia agricola e quindi delle imprese agricole debba essere tenuto conto. Perché? Perché cito due casi che la dicono anche lunga. Da un recente convegno fatto a Bibbione, parco vuol dire difesa del territorio, tutela del territorio, giustamente. Nel mondo, nell'immaginario collettivo, l'agricoltura è produttrice di inquinamento e quant'altro. Vediamo che l'Università di Graz, proprio in un convegno recente a Lignano, ha dimostrato che in quel famoso inquinamento, e quindi con tutta la questione del tiro di nitrati, l'agricoltura produce meno di quello che comunemente si pensa. L'Università di Graz dice che è quasi insignificativo l'apporto dei nitrati nella laguna stessa. Quindi, ma con questo non voglio, ho fatto solo questo esempio perché ritengo che ci si deve avere tutti un approccio un po' più
laico e meno statico, diciamo, delle cose. E in questo senso io credo vada rafforzata anche appunto negli articolati la presenza dell'agricoltura, tenendo conto sia nell'aspetto urbanistico sia nell'aspetto appunto della gestione dell'impresa, perché purtroppo oggi noi viviamo mediamente con le nostre imprese un rapporto non certamente positivo con i parchi, dove credo di non azzardare in talune situazioni, soprattutto negli investimenti da fare, nelle evoluzioni che si chiedono all'agricoltura, che deve, come ben citato, rappresentare un punto di forza e di sviluppo dell'economia, sia nell'aspetto della produzione dei beni, quindi del turismo, ma anche del cosiddetto made in Italy da un punto di vista alimentare. Io credo che si debba garantire a queste imprese agricole all'interno dei parchi una maggiore democrazia economica, quindi dare loro opportunità che rispetto ad altre imprese fuori dai parchi non hanno per tutti i vincoli che hanno. Visto che mi è stato fatto segno giustamente di tenerla corta, io concluderei anche sottolineando il fatto che c'è una drammatica e va rafforzata all'interno dell'articolato necessità della gestione delle decisioni veloci nel contenimento della fauna che produce danni. Mi riferisco ai cinghiali, visto che è stato citato i coniogani, e si deve non dare a un comitato che poi deciderà il giorno ma si deve intervenire subito. Credo anche che nel comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 8, secondo noi la presenza degli imprenditori agricoli, delle associazioni o delle imprese agricole dentro il comitato debba essere riconosciuta, ma come valore, come apporto, non come momento di resistenza, perché noi, e ho chiuso sul serio, vogliamo avere un rapporto positivo per brevi corsi.